Questa trasmissione è offerta da Benedetto, casa funeraria Gemona del Friuli. Eccoci qui al punto tra lui con il sindaco di Artegna, Alessandro Maragoni. Benvenuto sindaco nella trasmissione. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a tutti voi, grazie Enzo. Ecco qua, allora vediamo con il primo cittadino di Artegna, vediamo la situazione sul territorio, perché insomma la pandemia sappiamo che ha sconvolto un po' tutte le nostre abitudini, però poi insomma si riparte, insomma, no? La situazione com'è, sindaco? Ma la situazione è, possiamo dire, buona, dopo un periodo decisamente difficile e di grandi pressioni un po' per tutti, direi che si intravede insomma, i segnali di ripresa. Probabilmente qualcosa la pandemia ha lasciato, ci lascerà più di qualche strascico, quindi ci saranno delle problematiche senz'altro economiche, che quelle in parte ci sono già, ma soprattutto bisognerà capire a livello sociale cosa succederà nei prossimi anni, no? Però ritengo, perlomeno per quanto riguarda Artegna, ed anche, posso dire, anche questo comprensorio, diciamo così, del Gemonese, ritengo che la situazione la stiamo superando bene, e soprattutto anche il tutto legato alle caratteristiche del nostro territorio, no? Che sono caratteristiche di un territorio abbastanza ampio, che lascia gli spazi vitali e sono garantiti, ed anche durante la pandemia questo è stato fondamentale, no? Quindi diciamo così la qualità della vita del nostro territorio è emersa proprio durante questo periodo difficile, che, attenzione, non è ancora terminato, nel senso che non bisogna abbassare la guardia, ma insomma bisogna guardare avanti con ottimismo, ecco. Diciamo che il Friuli, in particolarmente la tua zona, ha subito nel 76 un violento terremoto, per cui diciamo che nel DNA delle persone c'è già questa, non dico questa vocazione, ma il sacrificio è insito un po' in tutti noi friulani, particolarmente nella vostra zona. Quindi diciamo quando l'istituzione chiama, anche i cittadini mi pare sono pronti a dare una mano e a osservare quello che va osservato, le leggi, eccetera, no? Bene, e la stazione quindi economica sta riprendendo i piccoli, cioè perché qui sono le piccole attività, i negozi, i bar, i piccoli ristoranti, questi soffrono ancora perché mi pare che le altre zone, cioè nella zona delle altre ditte, quelle grosse, insomma, mi pare che hanno ripreso, se non mai fermato. Ecco. Sì, allora per quanto riguarda la parte industriale, le ditte si sono fermate poco, fortunatamente, chiaramente nel rispetto delle normative, delle leggi, sono tutte ripartite già nel 2020, mentre invece a soffrire sono stati effettivamente i piccoli esercizi commerciali, insomma i classici anche bar del paese, che poi svolgono anche un compito sociale, no? di incontro tra le persone, eccetera. Quindi quegli esercizi pubblici storici anche, che sono dei punti di riferimento, oltre a ristoranti, ce n'è pochi ad Artegna, ma ce n'è, e quindi sono tutti andati in sofferenza, però stanno riprendendo fortunatamente. In pratica non ci sono state chiusure, se non una per fine attività, e quindi stanno ripartendo. Auguriamoci che non debbano più richiudere, perché questo potrebbe veramente generare una situazione forse poco recuperabile, però insomma adesso il futuro non possiamo prevederlo adesso, però guardiamo avanti con ottimismo e vedo che c'è di nuovo questa voglia di frequentarsi, questa voglia di frequentare il paese, che è un paese vivo e ha voglia di vivere, e di vivere rispettando le regole. Ecco, sindaco, c'è qualche iniziativa particolare, oltre ai lavori in corso, che sicuramente avrete, magari legata anche al piano relatore generale? I lavori in corso li avrete senz'altro, perché d'estate si approfitta anche per le scuole, insomma, tutte queste robe qua. Sì, hai toccato proprio un tasto importante, quello dei lavori e quello delle scuole.
Noi, come hai ben detto prima, anche in premessa, siamo un comune che è stato praticamente quasi totalmente ricostruito in seguito al sisma del 76 e quindi sono passati ormai 45 anni e gran parte degli edifici comunali, le scuole, il comune, il magazzino comunale necessitano adesso di un miglioramento, di un adeguamento alle normative e quindi di un efficientamento energetico. In particolare poi sulle scuole sono in partenza dei lavori veramente importanti che sono quelli per il miglioramento sismico. Quindi dopo le nuove normative abbiamo dovuto riprogettare un pochettino la messa in sicurezza delle scuole e proprio in questi giorni abbiamo affidato i lavori e sono in partenza quindi i lavori per oltre 515.000 euro. Interesseranno praticamente il plesso scolastico sia per quanto riguarda le scuole primarie sia per le secondarie, ma questa è una parte perché poi abbiamo già cominciato a progettare la parte successiva, che è quella di andare a completare la copertura del plesso e tutta una serie di opere importanti. Tra l'altro, proprio sempre sul plesso scolastico, stiamo anche per sostituire la caldaia storica, grazie anche a un fondo ministeriale di 100.000 euro per efficientamento energetico. E oltre a tutto ciò, in questo periodo a riqualificare un campetto polifunzionale qui vicino al centro, quindi su via Piacenza, che è in fase di completamento ed è importante, uno perché si trova vicino al centro proprio e due perché è molto frequentato dai ragazzi. Dobbiamo stare molto attenti anche al mondo giovanile, cercare di mettere a disposizione quelle strutture che sono fondamentali per i loro incontri. Oltre a questo sono in partenza anche i lavori di riqualificazione della pavimentazione della palestra comunale che è giù nell'area vicino al campo sportivo, per intenderci, insomma chi conosce Artegna sa bene. E ci sono poi tanti lavori in partenza per quanto riguarda la messa in sicurezza e il rifacimento di asfaltatura, per cui a breve cominceremo a lavorare sulle vie Andreussi, via Palmanova. Tra l'altro abbiamo avuto una bellissima comunicazione oggi che anche la borgata di Sornicco verrà interessata tra il 2021 e il 2022 di una buona riqualificazione all'interno della borgata con la creazione di parcheggi e una piccola area di sosta. Questo con contributi regionali, per cui c'è tanto, stiamo anche operando incessantemente sul Colle di San Martino, dove c'è il nostro castello che è il simbolo del comune e qui tra l'altro c'è tutto un programma di opere che stanno proseguendo, quindi il completamento dei sentieri sul colle, la messa in sicurezza per quanto riguarda il colle che è sempre un po' esposto a rischi idrogeologici e a tal proposito abbiamo anche ricevuto proprio in questi giorni un altro decreto di finanziamento per la messa in sicurezza del colle dal geologico regionale per 120.000 euro. Questi sono tutti interventi che stiamo operando appunto per la tutela del patrimonio e il miglioramento del patrimonio del nostro comune. Ce ne sarebbero anche tanti altri, ma un po' alla volta, insomma, la lista è lunga. Il carnet è pieno, quindi il lavoro non manca. No. Ecco, caro sindaco, volevo chiederti, hai parlato dei ragazzi, hai parlato della ripresa, un po' anche queste attività ludico-sportive che sono molto importanti per la socializzazione, anche psicologicamente anche per le famiglie, insomma, perché è evidente che lo svago fa parte un po' anche del nostro vivere quotidiano, insomma, no? Quindi le associazioni che hai sul territorio stanno riprendendo anche loro la vita, tra virgolette, normale, ecco. Sì, tra l'altro voglio sempre sottolineare che Artegna è un paese, come ho detto già prima, molto vivo e ci sono veramente tante associazioni, ma tutte molto attive. Stanno riprendendo tutte, hanno ripreso tutte, ne possono menzionare alcune, ma non vorrei dimenticarne altre, però sono tutte alla stessa maniera importanti. Ovviamente c'è la Proloco, c'è la Filarmonica Luigi Mattiussi, la banda, per intenderci, la banda del paese, no? Però che è una filarmonica che è una scuola di musica con tanti ragazzi che fanno scuola di musica, c'è il coro, ci sono le associazioni sportive dal calcio alla pallavolo, il karate,
c'è l'associazione Amici del Teatro che gestisce poi il teatro Monsignor Lavaroni qui vicino al comune, associazioni culturali, quindi il Gros Pignot, c'è veramente tanto e si sono tutte riattivate. Tra l'altro, ecco, posso dire che queste si sono riattivate ed abbiamo condiviso assieme per quest'estate proprio un programma di eventi, di manifestazioni che si può trovare su internet. Ecco, l'abbiamo condiviso sulla nostra casella Telegram Vivi Artegna e veramente ci sono tanti eventi e tutti impegnati per il nostro comune, per il nostro comprensorio. Ecco bene, senti, in chiusura di questa bellissima chiacchierata, io ti chiederei un momentino cosa ne pensi del dopo UTI, perché insomma la Regione ha varato questi enti di decentramento regionale, no? Che possono bastare, non possono bastare, comunque è un qualcosa che viene incontro, non tutti sono soddisfatti, ma insomma tutto è perfettibile, no? Allora, è un argomento che va assolutamente approfondito e migliorato. Diciamo così, il vuoto lasciato dalle province si è fatto sentire soprattutto per la gestione di alcune cose, parliamo di viabilità, edilizia scolastica, eccetera, no? Quindi c'è la necessità assolutamente di fare e rifare sinergia per veramente occuparsi dei territori, soprattutto dei territori decentrati. Qui purtroppo si è fatto un po', secondo me, nel passato un po' di confusione, dando probabilmente alla Regione delle competenze e anche degli, diciamo così, oneri che non erano propriamente della Regione, perché la Regione forse poteva dare degli indirizzi, ma poi il decentramento per gestire certe cose è fondamentale. Io peraltro sono anche presidente della comunità di montagna del Gemonese e posso dire che anche sulle comunità di montagna, in questo caso parlo del Gemonese, ma credo che anche con gli altri presidenti questo ragionamento si possa condividere, vanno riempite di contenuti e credo che ci sia la disponibilità di tutti per prendersi carico anche di alcune cose importanti come la salvaguardia dei nostri territori, la manutenzione delle strade e anche altre cose che si possono mettere all'interno di questi enti. Direi che forse sull'EDR andrebbe fatta un po' un'opportuna riflessione, mentre invece probabilmente parlando della montagna, della nostra zona, andrebbero senz'altro riempite di competenze le comunità. Va bene, un po' lavorerete sul tema. Bene, io ti ringrazio. Credo che non mancherà il lavoro, ecco, in questo periodo non è mai mancato, ancora di più non mancherà. Bene, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, naturalmente tanti auguri a te e a tutti gli arteniesi, come si dice, i cittadini di Artegna. Naturalmente spero di tornarti a vedere qui ospite, tu sei una new entry e penso che tornerai da noi per dirci un po' quello che succede nel comune, che è un comune importante della nostra pedemontana, insomma. Quindi mandi, tanti auguri Alessandro. Grazie, verrò molto volentieri, mi ha fatto molto piacere poter essere ospite vostro, veramente mandi e a presto allora, e grazie. Questa trasmissione è stata offerta da Benedetto, casa funeraria Gemona del Friuli.